Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Al termine di un pareggio contro il Limana Camoranzano, nella prima uscita stagionale del Vittorio Veneto, mister Graziano fa il punto sugli step che dovranno superare i rossoblu targati Vittorio Veneto Falmec. La cosa piacevole di questa ripresa annuale è l'aver giocato la prima partita, se non ufficiale, ma un primo allenamento, una verifica importante per il Vittorio Veneto Falmec. No, tanto sono contento perché noi eravamo dal 26 ottobre che eravamo fermi, quindi ho giocatori che da quella data là abbiamo ripreso da 2 settimane e non facevano più una partita ufficiale, quindi era utile riprendere a vedere un po' avversari, movimenti, quindi sono contento, finalmente si è ripreso a giocare, noi veramente ci è mancato tanto. 9 mesi senza calcio, sei preoccupato nel programmare la preparazione fisica in proiezione del campionato, perché proprio in proiezione del campionato si potrebbero verificare tanti infortuni? Guarda, parlavo con un preparatore che per come sono andate le cose è impossibile sapere cosa fare, cioè sono dei tentativi. Noi abbiamo giocatori che hanno giocato fino a un mese fa perché hanno fatto Sakayeva le finali con il Levico e abbiamo giocatori che sono fermi dal 26 ottobre. Si prova, il fatto anche che abbiamo 14 squadre in girone, quindi devi essere pronto subito perché sono poche partite, ci metti un attimo a essere su come un attimo a essere giù, quindi abbiamo deciso di andare verso una direzione e speriamo che sia quella giusta, ma non c'è nessuna base scientifica per nessuno in questo momento su come approcciare la preparazione. Un primo assaggio di Falmec Vittorio Veneto 2021, ora si apprestate a giocarvi un'intera stagione. Come cambia il tuo progetto, ma soprattutto la tua programmazione in funzione anche al mercato che la società ha portato? Allora, cambia perché è un nuovo inizio. Abbiamo giocatori nuovi, abbiamo tanti giocatori del settore giovanile, perché comunque la società sposa questa politica di valorizzare chi merita, e quindi è un giusto mix tra giovani e un po' gente di esperienza. È l'anno zero in tutti i sensi perché non è mai successo che fossimo fermi da così tanto tempo e quindi c'è la voglia di fare bene, c'è la voglia, io dico sempre ai ragazzi, nella nostra testa bisogna che costruiamo una stagione, io dico fantastica, ma non solo dal punto di vista dei risultati, ma anche dei rapporti tra giocatori e staff, con la dirigenza, e questo deve essere il nostro obiettivo. Se noi costruiamo questa cosa qua, poi i risultati vengono di conseguenza. Facciamo un passo indietro, la mancanza di questa partecipazione a questo mini torneo che poteva essere utilissima ai vostri giovani, sarà una mancanza a lungo termine? Beh, è indubbio, cioè stare fermi 9 mesi per un giocatore di calcio, sia giovane soprattutto, ma un po' più con d'esperienza, è una grave mancanza. E quindi, come dicevamo prima, anche la preparazione è un'incognita. Speri sempre che qualcuno non si faccia male, quindi cerchi di fare dei lavori specifici di prevenzione, però è un anno zero per tutti, soprattutto chi non ha giocato, perché ripeto, giocatori che stanno fermi 9 mesi, io non ho ricordi, sì, infortuni, ma è uno. Qua si parla di rose che sono da tanto tempo ferme. Ecco, parliamo invece, rapportando le 2 annate nelle quali ti vedono investito qui a Vittorio Veneto. L'annata scorsa avevi una squadra da sviluppare, quest'anno hai una squadra che ha dei numeri, ha delle figure importanti. Sì, si sono incastrati un po' di cose positive per noi, quindi l'arrivo di certi giocatori che hanno voluto venire a Vittorio per la serietà della dirigenza, perché comunque Vittorio è una piazza importante, uno stadio, e quindi si sono incastrati un po' queste cose, che abbiamo giocatori importanti e anche dei giovani ho visto interessanti che non conoscevo, quindi adesso sta a me, allo staff, di capire come amalgamare al meglio, lavorare duro con i ragazzi per arrivare poi ai primi di settembre pronti alla prima partita ufficiale. Loro stanno conoscendo me, io sto conoscendo loro, quindi
ben vengano questi amichevoli dove comunque abbiamo giocato contro una squadra che mira a venire su con giocatori importanti, quindi è un bel test. Crescerà anche la vostra ambizione? Deve crescere. Un giocatore che non ha ambizione o una dirigenza che non ha ambizione non può fare dell'agonismo. Io dico sempre ai ragazzi, l'ambizione è il fuoco che deve ardere dentro per fare qualcosa di importante. Chi ha giocato il mini torneo primaverile troverà dei vantaggi almeno nella fase iniziale? E chi lo sa? È veramente per tutti un'incognita. Cioè, Sakayeva ha giocato fino a un mese fa e adesso 2 settimane di pausa ed è ripartito subito. Chi può sapere come reagirà il suo fisico con magari così poco tempo di pausa? Al contrario chissà come ad esempio Slongo o Bortot, che sono stati fermi 7-8 mesi, come reagirà il loro fisico? È tutto un'incognita. Si cerca di vivere alla giornata, cercare di buttare dentro cose che servono per la partita. Parliamo di questo ultimo ingresso. Kais è arrivato dal professionismo, non ha accettato il passaggio intermedio alla Serie D, calandosi nel torneo di eccellenza. Sarà utile il suo apporto o dovrai lavorare anche di testa, perché nel calcio dilettanti si agisce in altra maniera? Ma lui devo dire che è con noi da pochissimo, perché ha fatto 3-4 allenamenti, però è un ragazzo molto, molto serio, si è calato subito sulla categoria, sul modo di giocare, quindi è un ragazzo molto disponibile e intelligente. Questo è importantissimo, intelligente come ragazzo ma intelligente anche calcisticamente, quindi quando gli si chiede una cosa è molto veloce nell'apprendimento. Lui ha fatto una scelta di vita che secondo me è condivisibile, dove capisce che a una certa età bisogna avere anche un piano B, e ha trovato questo piano B e cercava una società importante, una società ambiziosa, una società che avesse certi valori, con uno stadio di un determinato prestigio, e ha scelto Vittorio e noi ne siamo contenti. Adesso c'è solo da lavorarci insieme. La partita col Cavarzano Limana ti ha dato degli spunti, ti ha schiarito le idee su qualche elemento e sulle posizioni da mantenere in campo? Certo, noi comunque sono già 10-11 allenamenti che lavoriamo, quindi ho già conosciuto un po' i ragazzi. La partita ho visto delle cose positive, ho visto chiaramente anche delle cose da migliorare, però io sono molto fiducioso e ho visto tante più cose positive che negative. Quello è solo da mettere a posto, da migliorare, da lavorare. Ripeto, la prima partita dopo tanto tempo, e anche a livello di emozione, di riprendere un po' le distanze, è importante. Un giocatore ha bisogno di giocare, è il miglior allenamento. La Coppa Italia darà un assetto definitivo alla tua squadra? Ma certo. Io anche l'anno scorso noi eravamo passati in Coppa, avevamo sia vinto con la Pievigina che con l'Opitergina. Per me tutte le partite ufficiali sono importanti, e dalla prima partita ufficiale andrà in campo la squadra e i giocatori che hanno dimostrato in questo periodo di poter andare in campo e di essere in forma in quel momento. Prima di capire come verranno formulati i campionati, i 3 gironi, pensi di poter competere con Calvinoari, con il Treviso, al quale si dedica un po' troppo spazio anche sui giornali, dimenticando piazze importanti come Conegliano, come Pieve Soligo, come la stessa Vittorio Veneto? Allora, che Treviso, io ho lavorato 2 anni là a Treviso, è chiaro che abbia questo spazio, è sempre stata la squadra di riferimento, quindi non è quello il problema. A me il campionato a 14 squadre non piace, è un campionato corto, è un campionato dove non puoi sbagliare, perché se sbagli 2 partite puoi essere su come puoi essere vicino alla zona retrocessione. Può essere una fotocopia di quello che già visto un paio di mesi fa, quando squadre energiche di forza hanno messo sotto squadre più tecniche. Certo, ma ripeto, è quasi un mini torneo, perché comunque 6 partite in meno, 8 partite in meno fanno la differenza in una stagione, quindi noi ci dobbiamo calare in questa realtà, e a prescindere da chi avremo in girone, perché sembra che Noale e Castelfranco siano nel girone comunque di là, chiunque abbiamo in girone, quindi non so, Treviso, Lia Piave, Portogruaro, San Donà, sono tutte squadre importanti, però la nostra filosofia deve essere parlavamo prima di ambizione, l'ambizione di dimostrare di voler essere superiori anche a queste squadre molto blasonate. In campo io dico sempre ci vanno 11 giocatori e 11 contro 11 te la giochi. Per quanto riguarda il lavoro di Cristiano Graziano, sarà un lavoro programmato in più anni? Io lo spero.
la carriera di un allenatore dipende dai risultati, c'è poco da fare, e quindi se io sarò bravo ad ottenere determinati risultati con il Vittorio Veneto, a dare un'identità, a far appassionare i tifosi e a portare punti importanti, dare un'ambizione anche alla squadra e alla società, è chiaro che il rapporto diventi lungo anche per una programmazione a salire nel giro di pochi anni, insomma, ecco. Cercando anche un punto di riferimento che sarebbe ritornare in Serie D. Quello lo merita, una cittadina come Vittorio Veneto, uno stadio così merita la Serie D. Ci sono delle piazze importanti che solo per la piazza lo merita, però dopo bisogna farlo, e per farlo non è la piazza che ti fa fare la Serie D, ma è il campo. I giocatori, noi, la dirigenza, la convinzione che possiamo fare qualcosa di importante, e ritorniamo alla famosa ambizione di voglio essere superiore al mio avversario, voglio correre di più, voglio essere più determinante, questo deve essere.